Io ho visto troppi pezzi di motorino l'altra volta, andava troppo forte. Si può correre a 200 all'ora, 150 all'ora così. Alessio Pavana ha visto il nipote steso a terra senza vita ieri sera in via Olimpia a Paese. Non erano neppure le 23 quando sul tratto davanti alle Serre Gazzola la Volkswagen condotta da un poliziotto di 28 anni della questura di Treviso, Samuel Seno, che si era messo poco prima al volante in stato di ebbrezza, affrontando una curva ha invaso la corsia opposta scontrandosi con lo scooter di Davide Pavan, 17 anni appena, di Morgano, che tornava dalla casa della fidanzatina a Castagnole. L'impatto è stato devastante, l'auto ha terminato la sua corsa sulla pista ciclabile. Davide è stato sbalzato di sella e per lui è stato vano ogni disperato tentativo di rianimazione. Sottoposto dai carabinieri all'alcol test, l'automobilista è risultato avere nel sangue un tasso di alcol di circa 1,5 grammi per litro, vale a dire 3 volte il consentito. L'incidente è successo perché questo personaggio qua correva così forte che lui non ha visto nessuno e corri. E cosa hai trovato? Ho trovato Davide. Che Davide comunque era sulla sua strada, lui è andato tutto dall'opposto, ma come si fa ad andare di là? Uno così alla fine, non so neanche come farà a vivere uno così. È stata la fidanzatina a notare, geolocalizzando il telefono, che Davide era fermo da una decina di minuti nello stesso tratto e al papà ha detto si sarà rotto lo scooter, andiamo a vedere, ma arrivati sul posto si sono trovati di fronte a una scena straziante. Che ragazzo era Davide? Davide, ma era tranquillo, speciale. Si voleva un bene con sta morosetta, guarda, si volevano veramente bene. Il poliziotto alla guida dell'auto è stato arrestato per omicidio stradale e posto agli arresti domiciliari, una vicenda che ha profondamente sconvolto la questura trevigiana. Ho seguito la vicenda da ieri sera, sono estremamente addolorato per il lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo. Esprimiamo tutto il nostro dispiacere, il nostro, anche di tutti gli appartenenti qua alla Polizia di Stato, in particolar modo della questura di Treviso, e siamo dispiaciuti del coinvolgimento di un nostro collaboratore.